storico zuccherificio di Portoviro. Il tempo sembra essersi fermato a quel 2005, quando è stato chiuso. A regime ci lavoravano in questo stabilimento 130 dipendenti fissi e 350 stagionali. È stato l'ultimo dei grandi zuccherifici ad essere chiuso, perché era il più innovativo e il più moderno. Oltre ai lavoratori fissi e stagionali dell'impianto, c'era anche un grande indotto, decine di persone che confezionavano lo zucchero, le imprese di pulizia, il gruppo Facchini e moltissime altre figure. La campagna saccarifera iniziava a fine luglio e in alcune stagioni si andava avanti fino a gennaio. Avevamo chiesto al presidente CoproB Claudio Gallerani la possibilità di riapertura di questi zuccherifici, in particolar modo di questo di Portoviro. La risposta purtroppo è stata questa. Qualche rumore parla di una riapertura degli zuccherifici in Italia. Può anticiparci qualcosa? Non, a parte i rumor, in tutto il mondo, in Europa e anche in Italia, la strada del futuro è di potenziamento degli zuccherifici attuali. Gli zuccherifici 10 anni fa producevano 80-100 mila tonnellate di zucchero. Oggi i nostri due zuccherifici producono 150-160 mila tonnellate di zucchero. Il futuro sarà di crescere ancora questa capacità produttiva degli impianti, perché questa è la strada maestra per abbattere i costi e per avere anche un'efficienza industriale più grande. Un altro pezzo di storia del Polesine, assieme agli zuccherifici di Portotolle e Cavenier, che purtroppo non c'è più.